Il blitz della polizia in piena notte mentre i ladri stavano rientrando nel loro covo dopo aver messo a segno 3 furti e tentati altri 2. La banda di predoni albanesi da settimane stava razziando il Veneto e da un paio di giorni si era spostata in Friuli. La squadra mobile di Padova, che li aveva intercettati e individuati dopo una decina di colpi nel comune di Albegnasego, li ha arrestati mentre stavano rientrando nel loro ultimo covo, un appartamento affittato da un B&B di Fiume Veneto in provincia di Pordenone. I poliziotti padovani a metà novembre avevano notato un'auto di grossa cilindrata, un Audi A6 risultata intestata ad un ignaro prestanome, a girarsi sempre nelle zone dove erano stati registrati dei furti, nei comuni di Albignasego, Noventa Padovana e nel quartiere Guizza a Padova e a Salzano nel Veneziano. La vettura si muoveva utilizzando strade secondarie poco battute, si spostava sempre. Nelle zone prescelte i 4 predoni effettuavano sopralluoghi cercando abitazioni ideali da svaligiare con serramenti facili da forzare. In più occasioni la banda era entrata in un appartamento di mira utilizzato come base logistica, poi lo spostamento verso Pordenone. Qui i poliziotti, dopo aver accerchiato la casa, sono intervenuti scoprendo un'ingente refurtiva stipata nelle stanze dell'appartamento. Recuperata ingente refurtiva per circa 200.000 euro tra gioielli, pietre preziose, monini d'oro e anche denaro contante. Sequestrati anche tutto il necessario da flessibili con dischi, trapani, quindi anche per poter avere meglio aprire delle casseforti. Il blitz per evitare la fuga imminente all'estero dei 4. Uno degli albanesi aveva spostato il letto nella camera sotto la finestra, pronto per scappare in caso dell'arrivo delle forze dell'ordine. 2 componenti della banda risultavano latitanti con condanne per furti avvenuti in tutto il nord-est nel 2021. Un terzo uomo aveva precedenti per furto e porto abusivo d'armi, mentre uno di loro era incensurato. Stiamo svolgendo anche degli approfondimenti per quanto riguarda la posizione del pubblico esercizio recettivo dove erano giunti, in quanto non erano stati registrati, soltanto uno incensurato, mentre gli altri 3 con un pretesto non erano stati ancora registrati. Sono stati tutti e 4 arrestati e ora si trovano nel carcere di Pordenone.